Questa è la comunicazione che sta arrivando a quei risparmiatori che sono debitori nei confronti di Banca Intesa per finanziamenti ottenuti quando ancora c'erano le nostre banche. I tassi sono spaventosi, stanno veramente facendo male a delle persone che già sono indebolite e stanno soffrendo. Da questo documento cosa si evince? 22,070 di tasso di interesse su un meccanismo di computo complesso, però quando la gente vede 22 perde il seme della ragione. Dallo sbigottimento alla rabbia. Sono in molti i correntisti che si sono rivolti increduli al coordinamento Don Torta, perché in questi giorni gli è stata recapitata una lettera della Banca Intesa San Paolo che li ha gettati nello sconforto più assoluto. Quanti si sono rivolti a voi, alla vostra associazione? In 3 giorni almeno 30 persone hanno chiamato. Ieri avevamo giornata di incontro con le persone presso il centro del primo soccorso, si sono presentate 3 persone in lacrime, 3 anziani in lacrime, è una situazione davvero toccante. Cosa vi chiedono? Di fare qualcosa per impedire che la banca si appropri della loro casa. Come andrà a finire? Non lo sappiamo perché non abbiamo un interlocutore. Persone che hanno perso ingenti somme di denaro si ritrovano con debiti e interessi che non riescono a pagare. Famiglie che con le spese non riescono ad arrivare a fine mese. Un'ingiustizia per Don Torta, che oggi si è recato in visita all'uomo che dalla notte di Natale ha deciso di accamparsi con la sua auto sotto la ex sede di Veneto Banca. Per il parroco 73enne è una visita di solidarietà. Ma non c'è giustizia, c'è veramente barbarie qui. Lei con chi è arrabbiato soprattutto? Io sono arrabbiato con l'impostazione malefica di una economia fondata soltanto sul profitto, di un liberalismo che ha ridotto l'uomo a diventare una rotella di una macchina per far soldi, soldi per i potenti, soldi per i ricchi, soldi per coloro che sono impuniti e che quindi sono in giro per il mondo belli come il sole e la gente inarsi la vita dentro le case. La responsabilità di chi è? La responsabilità è di coloro che hanno truffato i banchieri e di un governo che ha permesso una cosa di questo genere, sapendo che la Banca d'Italia, la Consob o altro sapevano da tempo che sotto c'erano delle cose che dovevano essere denunciate.